Va ora in onda Potere al Popolo. E rieccoci, ancora il buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo, in diretta da studio, tra pochissimo il Qui Parlamento, poi l'artista indipendente del giorno, oggi un artista impegnato ma anche poppeggiante che ci fa ballare con la sua dance, si chiama Aaron Raschi. Poi alle 11.30 i bacchettoni di informazione cattolica, riassumiamo le notizie degli ultimi giorni viste in chiave cattolica, ma un cattolicesimo non bacchettone, ribadisco. Deborah Piazza arriva alle 11.45. Lei è segretaria di sezione a Barzanò nelle Chiese, anche consigliere comunale, ma è anche responsabile del Dipartimento Tutela Animali della Lega in Lombardia. Lo sapevate? Che la Lega ha un Dipartimento Tutela Animali e molte novità positive nel settore animalismo, nel settore dei nostri animali a quattro zampe, le si deve proprio a questo governo. Parleremo di questa cosa bella, ma anche di problematiche che ci sono. Eh sì, perché la Lega non viene vista assolutamente bene dalle altre associazioni, e ci vedono come dei cacciatori cattivi, capisci? Parleremo anche di questo, minimo. Subito però le ultime notizie e gli aggiornamenti sono purtroppo brutti. In apertura del sito del Corriere muore una ragazza diciottenne che stava andando a scuola in uno schianto tra auto e scooter, la compagna ricoverata in prognosi riservata. E poi, certo, è quello che è avvenuto in Australia, le armi, la bandiera dell'ISIS, la bugia sulla pesca, chi sono il padre e figlio autori della strage in spiaggia a Sydney, insomma sta saltando fuori che c'è la firma dell'ISIS su questo attentato, i killer avevano fatto giuramento e quindi forse questo avvalora ciò che scrive oggi qualche quotidiano, per cui prima gli ebrei e poi arriviamo noi cristiani. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento, come in ogni trasmissione ci colleghiamo per sapere su cosa stanno lavorando in Parlamento. Linea a Simona Loizzo. Qui Parlamento. Grazie Presidente. La sanità non è né di destra né di sinistra. La sanità appartiene ai nostri pazienti e ai nostri cittadini ed è per questo che siamo qui per ristabilire la verità. Durante l'esecutivo Conte, nella prima manovra per la sanità, furono stanziati 3 miliardi e mezzo per il Fondo Sanitario Nazionale nel biennio 2020-2021. In aggiunta si prevedevano investimenti di edilizia sanitaria, acquisto di attrezzature, misure come l'abolizione del super ticket e una serie di norme note come patto della salute, sempre annunciate e mai realizzate. Tuttavia, secondo analisi, e cito esplicitamente una ricerca dell'Università Cattolica, il finanziamento era aumentato solo nominalmente, ma in termini reali rispetto al PIL il rapporto non era migliorato, in linea con una spesa stabile e crescente, ma non una vera svolta strutturale. Il governo Conte prevedeva durante il suo secondo mandato un piano di straordinarie assunzioni, un potenziamento dei percorsi formativi, altri interventi come aumento del tetto di spesa per il personale. Durante il governo, quel governo annunciava continuamente il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e un impegno contro le inefficienze. Dati ufficiali e fonti ufficiali dimostrano che non c'è conferma di questi grandi piani nazionali massivi di nuove assunzioni. Non ci sono stati aumenti retributivi su larga scala analoghi a quelli annunciati. Molte misure si sono dimostrate generiche o da realizzare tramite le regioni. Non sembrano aver portato
un aumento su larga scala strutturale di personale in un numero che colmasse le carenze storiche. Andiamo al governo Meloni. Il governo Meloni stanzia un fondo nazionale, sanitario nazionale in maniera record, indicato come 136 miliardi e mezzo di euro, con una spesa pro capite mai raggiunta di 2.400 euro. La manovra 2025, la previsione 2026, prevede un ulteriore aumento con un finanziamento del fondo pari a 14 miliardi. Finanziati anche investimenti per ospedali, risorse dedicate alla sanità. In sintesi, mentre apparentemente c'era stato sotto il governo Conte un rafforzamento, soprattutto legato alla pandemia, con aumenti parziali del Fondo Sanitario Nazionale, con Meloni cifre assolute in maniera assoluta più alte, e si tratta finalmente di interventi strutturali e nuovi investimenti. E andiamo alla prevenzione di cui parliamo oggi nella nostra mozione. Governo Conte. Durante Conte si fece un tentativo di rilancio sanitario con progetti di investimento che riguardavano la prevenzione. Bene, tuttavia non risulta a nessuno che ci sia stato un nuovo piano oncologico nazionale durante il suo mandato. La versione attuale 2023-27 e successiva è di questo governo. Sotto il governo Meloni è stato adottato finalmente il piano oncologico nazionale 2023-2027 con un accordo Stato-Regioni siglato il 23 gennaio 2023. Il piano prevede prevenzione primaria, secondaria, screening mammella, colon retto, cervice, diagnosi precoce, presa in carico del paziente nella sua totalità. Il governo Meloni ha approvato nella legge di bilancio 2026, e non a chiacchiere, un piano straordinario di assunzioni di circa 6.300 infermieri e ben 1.000 medici. Sono previsti finalmente gli aumenti da voi annunciati e mai fatti nelle retribuzioni per gli infermieri, un incremento stimato di più 1.500 euro lordi, e per i medici di circa 3.000 euro lordi annui a partire dal 2026. Il governo finalmente ha fatto quello che voi avete detto. La sanità sarà uno degli assi portanti strategici dell'azione di governo Meloni. 3 direttive strategiche: personale a cui aumentare il salario, riduzione delle liste d'attesa e potenziamento della prevenzione. Sul versante della prevenzione sanitaria ho a cuore ringraziare tutto il governo qui rappresentato dall'onorevole Gemmato, stanziati 530 milioni di euro per rafforzare programmi di screening come gli screening oncologici della mammella, del colon retto e del polmone, campagne vaccinali contro il virus respiratorio sinciziale, per esempio, medicina territoriale, salute mentale e cure palliative. Abbiamo puntato a rendere più strutturale l'assistenza territoriale con un'idea di sanità di prossimità, di servizi vicini al cittadino per ridurre le disuguaglianze territoriali, migliorare accesso e qualità. Il governo Meloni oggi mette in atto azioni concrete e immediatamente finanziate. Basta parole, assunzioni numerose, basta parole, aumenti retributivi, basta parole. Il modello finalmente si sposta verso una sanità di prossimità, con attenzione agli screening, alla prevenzione e alle cure non solo ospedalieri, ma anche territoriali e di base. È per questo che questa sfida noi la vinceremo, ed è per questo che il gruppo Salvini Premier annuncia il voto favorevole alla mozione di maggioranza. Grazie. Qui Parlamento. Ombre, puoi
baciate dalla sorte, dietro gli angoli e le porte non ci stanno più. Ma mentre io mi innamoro della mente, un po' con aria indifferente, ci sei sempre tu. Ma lo so che non è mai questo il caso, che dentro al cuore ad un ti amo manca l'aria e respiriamo cose che non andrebbero mai bene. Ci accontentiamo delle sere in cui possiamo dirci che mi passerà come l'aria, 100 baci a un concerto, ma Milano ha più freddo. Tornerò tardi a casa, nelle notti più buie, spari a salve crei buche, capirò. Accampati dentro tende, stiamo sempre nella mente di chi è dentro noi. Ma splende, questo sole in alto splende, sì con aria indifferente, ci sei sempre tu. Io lo so, faccio troppe cose a caso, ma non c'entra quel ti amo. Prendi fiato, respiriamo ancora, che tutte le nottate a bere, tutti quei ti voglio bene, noi possiamo dirci che mi passerà come l'aria, 100 baci a un concerto, ma Milano ha più freddo. Tornerò tardi a casa, nelle notti più buie, spari a stalle crei buche, capirò. A mezzanotte scappi via, come sempre lascia perdere, in un minuto di allegria mi passerà come l'aria, 100 baci a un concerto, ma Milano perfetto. Tornerò tardi a casa, nelle notti più buie, spari a salve crei buche, capirò. A noi piace la musica non scontata, cuore, amore, sì, ma non soltanto. E questo pezzo che si chiama Come l'aria, interpretato da Aaron Raschi, Aaron con 2 A, è dance, sì, ma profonda. Insomma, per questo artista la musica è anche trascendenza. E allora, ragazzi, non ho resistito e l'ho chiamato con noi Aaron Raschi. Ciao! Ciao, piacere, è un piacere essere qua. Grazie davvero, soprattutto perché tu ti sei fatto in tanti anni di musica, hai fatto tante esperienze, hai cominciato ispirandoti ai Genesis, poi ai Queen, fino a ultimo ai Linkin Park, ma soprattutto ti sei fatto uno studio a Rimini e hai aperto il tuo studio di registrazione, una grandissima vittoria dopo aver vinto ai tempi nel 2021 il festival Stella Nascente nella categoria 18-35 proprio in quel di Rimini. Insomma, un'emozione, un'esperienza dietro l'altra, adesso arrivano le soddisfazioni, ma soprattutto, come sentivamo, questo pezzo, come l'aria, che ha un qualche cosa di più di una semplice canzone poppeggiante. Che cosa contiene, Aaron, questa canzone e soprattutto qual è la tua filosofia musicale, la tua poetica musicale? Aaron Raschi. Hai fatto un riassunto meglio di come l'avrei fatto io. Però a parte questo, a parte le cavolate, nel senso, come l'aria è un pezzo che deve dare leggerezza, e nel senso che comunque è un pezzo che parla di amore, ma non è per forza un amore di coppia, ma può essere un amore familiare, un amore appunto fraterno, e deve essere un pezzo appunto che si chiama come l'aria, appunto perché deve essere leggero, deve dare leggerezza, deve essere spensierato, ma allo stesso tempo deve avere un testo che comunque, come ha, e come spero di aver fatto passare anche io a chi l'ascolta,
un testo che comunque si metta del suo per farlo pensare. Bello. Bello, bello. Senti, come ti differenzi quindi dalla musica attuale? In che angolino ti vuoi mettere? Perché noi diciamo spesso la musica indipendente è una musica di nicchia, nel senso che non sempre viene trasmessa dalle grosse e grasse reti. Come ti consideri? Qual è la tua ricerca musicale? Qual è il tuo pubblico che ricerchi o che magari ti viene anche a cercare? Perché io lo dico sempre, quando noi proponiamo un artista diverso dai soliti 20 che si sentono su RTL, stimoliamo la curiosità di chi ci segue, che poi lo va a cercare e magari ascolta non soltanto il pezzo che abbiamo trasmesso, ma anche altre situazioni musicali. Qual è il tuo ascoltatore tipo? Che cosa ricerchi nella tua trasmissione musicale, Aaron? Io cerco emozione, per quanto sia mi ritengo abbastanza versatile e di conseguenza, nel senso, cerco anche un attimino di venire incontro a qualsiasi esigenza musicale io abbia in quel momento, perché prima di tutto, ovviamente, oltre che per vendere la musica, la faccio per me, perché è un mio bisogno, e che senza musica, anche se non la pubblicassi, la farei comunque, perché ho bisogno io di farla. Però allo stesso tempo pubblico un pochino quello che è il mio mondo. Ho pubblicato pezzi, come parlando delle mie vecchie cose, ho pubblicato pezzi come Cometa, che è un pezzo drill pop, ho pubblicato pezzi come Unanimità, che è un pochino più, tra virgolette, rappata, ho pubblicato pezzi come appunto questo qua, come L'aria, che ha delle sonorità dance, ho pubblicato tantissime altre cose che veramente vanno a sposare molti mondi. Io in realtà non mi ritengo ancorato a un mondo solo. Quindi il mio ascoltatore medio potrebbe essere tranquillamente, spero sia come me, che nella mia playlist ho dagli Slipknot a Spera e Basta, capito? Mm. Capito ragazzi, e potreste essere davvero anche voi che a volte girate senza ascoltare più di tanto sulle solite radiolone, no? Ma qui trovi qualcosa di più profondo, di più interessante, soprattutto roba, lo ricordiamo, fatta in casa, avendo adesso uno studio di registrazione, insomma. In futuro ci sarà delle cose autoprodotte. Per il momento tutte le cose ancora non lo sono. Ci sei però quasi. Lo saranno presto. Ci sei quasi, anche perché penso che sia un'esigenza, no? Cioè alla fine dici sono capace, lo posso fare da solo, soprattutto con i miei tempi, e se una roba non ti piace, bene, ci stai lì una notte, 2 notti e la cambi. Non è male anche sta cosa, è vero Aaron? Diciamo che è diventata un'esigenza dal punto di vista anche comunicativo, perché comunque è un mondo, è iniziato per gioco con degli amici, nel senso che ovviamente, come penso ogni artista in questo mondo, ho tanti amici che fanno musica, e quindi nel senso anche amici che banalmente non avevano uno studio dove appoggiarsi. Io ho già fatto un po' di esperienza, ho detto ma sì, proviamo. Ho visto tante volte come si fa, voglio provare a farlo anch'io. Comunque fortunatamente suonando il pianoforte mi sono ritrovato comunque ad essere già avvantaggiato, e allora ho scaricato, ho provato, effettivamente i risultati dei miei amici sono piaciuti molto, e allora ho detto proviamoci, buttiamoci, e effettivamente comunque sta andando, perché i progetti funzionano, comunque è anche a livello economico un'entrata in più sicuramente, e quindi può fare solo comodo. Ah, direi di sì, assolutamente. Fare squadra e provare nuove emozioni, riuscire a vivere del proprio è una soddisfazione stupenda, soprattutto quando quel proprio si chiama musica e tutto ciò che ci gira intorno. È un esempio anche per i nostri ascoltatori che hanno figli, nipoti, che vorrebbero fare musica. Non c'è soltanto di fare il cantante, c'è tutto quello che ruota intorno all'artista, che è stupendo, e ognuno veramente può fare del proprio. Aaron Raschi, facile da trovare perché basta scrivere Aaron con 2 A, Raschi, e salti fuori tu. Esattamente, perché tanto fortunatamente ho un nome e un cognome abbastanza atipici. Ci sei solo tu. È inutile, ci sei solo tu. Aaron, chiaro che ti teniamo d'occhio noi, e anzi d'orecchio,
e quindi quando si muove qualcosa, quando hai segnalazioni, eccetera, dalla serata al nuovo singolo, eccetera, conta su di noi e naturalmente se passi da Milano, whatsappino a Sammy Varin e ti tiro dentro in studio, ok? Molto molto volentieri, tanto a Milano ci battico spesso, quindi molto volentieri. Grazie. Aaron Raschi, buona musica e tanti auguri, Grazie buon mille. Natale. Buon Natale, buone feste, grazie. Ciao, Aaron Raschi, cercatelo perché fa musica particolare, te l'ho detto, siamo fuori dal normale secondo me rispetto ad altri standard che siete abituati ad ascoltare su Radio Italia, su Radio DJ o chissà che musica che trasmetterà Radio DJ al prossimo padrone. Sì, c'è la pausa tra poco, ma prima qualche WhatsApp, ragazzi. Grazie a tutti coloro che ci scrivono, siete belli agguerriti anche questa mattina. 340-6709-659, il nostro numero al quale potete scrivere in qualunque momento la vostra sensazione. Questo protesta per la canapa, una pianta per tutto, chissà perché diventa illegale. Il presepe vivente di Matera, la terza città più antica del mondo, sempre nei fine settimana all'interno dei Sassi Patrimonio UNESCO. Grazie della segnalazione, che voglia di andare a Matera. Alla Spezia invece dalla Sicilia sbarcano in continuazione gli immigrati. Oggi saranno accolti con la fanfara dalle varie organizzazioni di buonisti. Benvenuti, compresa la Chiesa naturalmente. Soldi per le scuole che cadono a pezzi non ce ne sono, per loro sì. Cinesi, indiani eccetera stanno facendo cambiare il profilo della nostra città. Antonia, le tue sono parole sante. Purtroppo bisogna fare attenzione anche a chi si vota, non soltanto nella tua zona. Ieri ho sentito una notizia su Rai 3. Il Veneto sembra che sia in picchiata libera con le sue industrie per il blocco degli scambi commerciali bloccati con la Russia. Era Rai 3, caro ascoltatore e ascoltatrice. Mi viene in mente l'industria del mobile, che lì non si vende più niente. Siamo proprio degli stupidi masochisti. In compenso abbiamo l'industria dell'idiozia che sta producendo moltissimo. Ripeto, era Rai 3. Se bisogna fare attenzione anche al canale che ascolti. Non capisco il vostro odio contro l'albanese e i bambini di Gaza. Più di 20.000 sterminati e mutilati. Insieme al vostro fanatismo a gratis pro-Israele. Cosa c'entra questo con i nostri valori? Federalismo, autonomia, sicurezza, riduzione fiscale? Non ho mai sentito gli ebrei d'Italia parlare bene della Lega, mai sentito Mentana, Molinari, Mieli e compagni parlare bene di Salvini. Quindi è una delle corde della Lega, ma non rappresenta certamente la Lega, ci mancherebbe altro. Il bello del nostro movimento è ancora, e per fortuna, che ognuno ha i propri pensieri. Dani, io trovo che la Meloni abbia fatto molto bene a incrementare Atreju come è diventato oggi. Serve per rubare la scena ai consensi alla sinistra. Io non dico di copiare Fratelli d'Italia, mai, ma secondo me una sola Pontida non va bene, perché oggi gli eventi cambiano troppo spesso e bisogna stimolare gli elettori. Facciamo una Pontida 3 volte l'anno? Interessante. Chiaro che io, pensandoci bene, ne abbiamo parlato anche questa mattina alle 9 con Molinari, la nostra Pontida è bella perché è genuina, è una festa, una sagra di paese, la vera festa del territorio, anzi dei territori, perché da tutta Italia arrivano con i loro stand e i loro prodotti gnam gnam, si fa la spesa a Pontida. Sinceramente forse la preferisco, anche se la scelta di Atreju comunque di invitarci cani e porci, in senso buono naturalmente, cioè gente che non c'entra niente con la politica, ma il bova di turno, e avvicina molta gente alla politica, insomma, e effettivamente uno dice, beh, se ci va Bova, ma ci vado, anche se è la festa di Fratelli d'Italia. Che ne pensate voi? 340-6709-659, tra poco torno a leggere i vostri messaggi, ma prima la canzone indipendente con un bel pezzo di Leone 11, un altro pezzo significativo che si intitola Vivere leggero, e poi arriveranno i bacchettoni di Informazione Cattolica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
Senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro. 59 euro, chiamate 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Che valore ha oggi respirare la quiete costruendo ricordi indelebili come tatuaggi sulla pelle dei grandi saggi in espansione oltre le stelle, raccontano storie a chi si perde, una dolce stella polare per una vita da rifare. Basta parlare, basta cantare, mai. È ora di scivolare, voglio vivere leggero, salto in alto, così vedo oltre il muro di un pensiero che non sento più vero, libero come un pezzo d'eternità, libero come infinita opportunità, libero da voci nella testa che ormai conosciamo, inganni della mente venuti da lontano, apro la porta senza far rumore, faccio fuori il grande mostro interiore, farò sparire il suo corpo, la sua oscurità, dandole in pasto un amore che non scorderà. Ora basta fare scale senza vedere, crea una giostra vista mare su cui scivolare, voglio vivere leggero, salto in alto, così vedo oltre il muro di un pensiero che non sento più vero, libero come un pezzo d'eternità, libero come infinita opportunità, libero da voci nella testa che ormai conosciamo, inganni della mente venuti da lontano, apro la porta senza far rumore, faccio fuori il grande mostro interiore, farò sparire il suo corpo, la sua oscurità, dandole in pasto un amore che non scorderà. Vedi? Dimmi se non è meditativa la mia musica quest'oggi. Anche qua, signori, roba buona con Leone 11, ve l'ho presentato qualche settimana fa. Vivere leggero, un messaggio di superamento delle paure, ma anche di gioia attraverso la musica, spesso legata al tema della libertà interiore e della spiritualità. Tutto questo perché mancano pochi giorni al Natale, voglio farvi meditare proprio grazie ai nostri artisti indipendenti, assolutamente molto più profondi di quelli che girano sulle grosse e grasse radio. A proposito di meditazione, il lunedì meditiamo e molte volte anche
piccantemente, siamo piccanti, sono piccanti gli amici di Informazione Cattolica, linea a Matteo Orlando. Carissimo Semmi e buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo con alcuni articoli pubblicati sul nostro secondo sito infobreak.it. Stamane abbiamo dedicato una riflessione alla strage australiana di ieri in un articolo dal titolo L'odio anti-ebraico e la strage di Bondi Beach. Una delle spiagge simbolo dell'Australia, come sappiamo, è diventata teatro di una delle più gravi tragedie della storia recente del paese. Durante le celebrazioni di Hanukkah della comunità ebraica di Sydney, 2 uomini armati hanno aperto il fuoco sulla folla, uccidendo e ferendo decine di persone. Le autorità australiane hanno parlato fin da subito di terrorismo antisemita mirato. La dinamica dell'attacco, condotto da posizioni sopraelevate e con un alto livello di preparazione, conferma la natura ideologica dell'azione. Il testo dell'articolo racconta il panico, la fuga disperata dei presenti e l'intervento delle forze dell'ordine. La scelta di colpire una festa religiosa e simbolica come quella di Hanukkah viene letta come un messaggio preciso di odio islamico. L'articolo amplia lo sguardo al contesto internazionale, segnato da un crescente antisemitismo grazie anche ai pro-Pal. Non si tratta di un fatto isolato, purtroppo, ma del frutto di un clima avvelenato. La conclusione dell'articolo è un monito: ignorare le radici ideologiche dell'odio significa esporsi a nuove tragedie. Stamane abbiamo fatto i nostri auguri a Rai 3 con un articolo dal titolo Rai 3 e la sinistra militante. Infatti la terza rete della Rai nasceva, come oggi, ma nel 1979, con l'obiettivo di rafforzare il pluralismo del servizio pubblico. Nel corso degli anni, però, Rai 3 ha costruito una identità sempre più riconducibile a una precisa area politico-culturale. Una parte consistente del pubblico, infatti, percepisce la rete come ideologicamente orientata e prevedibile. TG3 e programmi di approfondimento che avrebbero dovuto avere una certa impostazione, diciamo, neutrale, in realtà adottano una selezione di notizie e un linguaggio coerenti con una visione di sinistra militante. Il problema non è l'esistenza di una visione progressista, ma il suo trasformarsi in un monopolio culturale. E questo ha ridotto il confronto autentico e ha allontanato gli spettatori non allineati. La rete quindi confonde spesso informazione e attivismo politico. E anche sul piano culturale, Rai 3 ha privilegiato un immaginario urbano ed omogeneo, così facendo ha prodotto una narrazione semplificata e polarizzante e quindi ha mancato il suo ruolo di servizio pubblico. In un testo dal titolo Bambini nudi, intenti a baciarsi e a toccarsi, l'onorevole Rossano Sasso denuncia la promozione del libro Che cos'è il sesso, presentato come testo educativo per bambini delle scuole elementari. Sasso ricorda che il volume contiene immagini e testi del tutto inappropriati per minori di 6 anni e parla apertamente di contenuti osceni mascherati da educazione sessuale. Sasso inserisce questo libro in una critica più ampia a quella che definisce una deriva ideologica della sinistra e contesta infatti l'idea di introdurre tali materiali nelle scuole attraverso docenti o attivisti ideologizzati. Sasso collega la casa editrice a figure politiche di area progressista ed il messaggio centrale della sua riflessione è la difesa dell'infanzia e del diritto dei bambini a rimanere bambini, e Sasso distingue nettamente tra educazione affettiva e propaganda ideologica. La sua riflessione sostiene il DDL Valditara sul consenso informato e la conclusione della riflessione dell'onorevole Sasso è un appello politico a fermare quella che è chiamata deriva culturale gender. Vi informo che la condivisione di questo articolo su Facebook ci ha comportato la rimozione dello stesso e il blocco della nostra pagina Facebook. Eravamo già stati bloccati qualche settimana fa con la nostra prima pagina, ne abbiamo creata un'altra alternativa e dopo alcune settimane e dopo essere arrivati a più di 5.000 iscritti ci hanno bloccato anche la seconda pagina. Abbiamo fatto ricorso, ma Facebook ha confermato la censura su un articolo che mette in guardia dalla violenza contro i minori e ci ha accusato a noi di fare violenza contro i minori. In un altro articolo, Zarish Imelda Neno affronta con toni accorati e parla anche di un gesto pesante che ferisce profondamente la coscienza del credente,
per quanto ha fatto Don Vitaliano della Sala, che ha inserito una Gesù bambina nel presepe della sua parrocchia per sostenere il diaconato femminile. Non si tratta di una provocazione innocua, ma di una manipolazione del mistero dell'incarnazione. Cristo non è una costruzione simbolica adattabile alle ideologie del tempo, come ha fatto il sacerdote della diocesi di Avellino. Il sesso con cui Gesù si è incarnato è parte integrante della rivelazione. Il presepe è teologia viva, non un laboratorio ideologico. Quanto fatto dal prete Sinistrorso denuncia una crisi interna alla Chiesa, segnata da confusione dottrinale e perdita del senso del sacro. Invitiamo i lettori a tenere gli occhi aperti e speriamo anche in un giudizio di Dio su questo caso. In un altro articolo collegato, dal titolo Il vescovo di Avellino, Arturo Aiello è complice di Don Vitaliano della Sala, ci rivolgiamo direttamente al vescovo di Avellino, interrogandolo sulla sua mancata reazione proprio alla vicenda della Gesù bambina nel presepe. Ci chiediamo se il vescovo Arturo Aiello stia davvero custodendo il mistero affidatogli. La domanda che gli facciamo è netta: perché non ha preso alcuna misura disciplinare nei confronti del suo sacerdote? Il gesto del sacerdote, a nostro giudizio, è una blasfemia pubblica e quindi il vescovo o non ha il coraggio di intervenire o condivide quanto fatto dal sacerdote. In quest'ultimo caso dovrebbero intervenire i suoi superiori. In un mio articolo, dal titolo Gratteri, giovani studiate e non drogatevi, ho ricordato che Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, incontrando nei giorni scorsi studenti e docenti a Verona per parlare di legalità e futuro, ha insistito sulla responsabilità personale e sulla necessità di scegliere da che parte stare. La lotta alle mafie, ha spiegato il dottor Gratteri, non è solo repressione, ma è cultura. Il procuratore ha dato ampio spazio al ritardo tecnologico dell'Italia nel contrastare il crimine organizzato digitale e il procuratore ha anche denunciato l'uso del dark web e delle criptovalute da parte delle mafie ed ha chiesto investimenti in competenze informatiche e giovani talenti esperti in materia. Centrale è stato il suo invito allo studio come strumento di emancipazione sociale e forte è stato anche il suo messaggio proibizionista, cioè contro ogni tipo di droga. Gratteri, infatti, ha invitato i giovani a non usare marijuana e qualsiasi altra sostanza e ha invitato le scuole a portare gli studenti nelle comunità di recupero. In un articolo dal titolo Zichichi, la scienza quando è autentica unisce, abbiamo pubblicato una breve riflessione del celebre scienziato siciliano Antonio Zichichi, che ripercorre la propria vita e spiega perché ha sempre rifiutato l'ingresso in politica e lui afferma che la sua politica è sempre stata la scienza. Attraverso la cooperazione scientifica, Zichichi racconta di avere costruito dialoghi tra nazioni in conflitto, ricorda il ruolo svolto durante la guerra fredda come esempio concreto. La scienza viene descritta da Zichichi come un linguaggio universale capace di unire quando è vera scienza. L'autore contrappone la ricerca di soluzioni alla ricerca di potere. Nei laboratori e nelle università, sostiene, si producono risultati concreti per l'umanità. Entrare nei meccanismi della politica, invece, avrebbe rallentato questa spinta. Sul nostro primo sito, carissimo Semmi, informazionecattolica.it, stamane il professor Marco Andreacchio, in una riflessione dal titolo La riscoperta virgiliana del Natale, propone una riflessione profonda sul significato autentico del Natale che ci apprestiamo a celebrare. L'autore critica la sua riduzione a simbolo laico di buoni sentimenti. Il Natale, afferma, è prima di tutto l'incarnazione del divino nell'umano e attraverso riferimenti a Virgilio, Platone e Sant'Agostino descrive il Natale come evento cosmico e salvifico. Non è un invito a costruire il paradiso in terra il Natale, ma a guardare al cielo. Il bambino della mangiatoia è luce che smaschera le illusioni del mondo moderno. Il testo collega strettamente anche il Natale con la Santa Croce. La pace cristiana passa dal sacrificio e non dal sentimentalismo. Viene rifiutata ogni lettura ideologica della fede e la conclusione è quella di riscoprire il Natale come chiamata alla conversione e al silenzio contemplativo. In una intervista che ho curato dal titolo Buizza, rendo partecipe la mia community di ciò che apprendo dalla Chiesa, ho intervistato Elia Buizza, giovane creator cattolico attivo sui social. Buizza racconta la nascita spontanea del suo progetto di divulgazione religiosa. I suoi video affrontano cronaca, morale e dottrina da una prospettiva cattolica tradizionale. Rivendica la centralità di scrittura, tradizione e magistero ed ammette di non essere un teologo ma un giovane in cammino e questa autenticità lo rende vicino ai coetanei. L'intervista affronta le difficoltà di comunicare la dottrina in un contesto relativista e i social vengono visti come strumento di nuova evangelizzazione e Buizza distingue anche tra misericordia e buonismo. Il suo messaggio finale nell'intervista è un invito a una fede ardente e non tiepida.
Angelica La Rosa, in un articolo dal titolo Altra follia dell'Unione Europea sugli asset russi, critica duramente la decisione dell'Unione Europea di congelare a tempo indeterminato gli asset russi. La Rosa parla di un grave arretramento sul piano giuridico ed economico e mette in discussione il principio della certezza del diritto. L'aggiramento dell'unanimità viene visto come un precedente pericoloso. Il messaggio agli investitori è destabilizzante. Oggi gli assetti russi, domani quelli di chiunque sia politicamente scomodo. Il congelamento si può paragonare a un esproprio mascherato. Angelica La Rosa avverte del rischio di fuga dei capitali dall'Europa. Difendere il libero mercato, scrive, non significa giustificare aggressioni. E a proposito di quanto fatto dagli europei, La Rosa spiega che l'Europa con questa mossa si è indebolita moralmente e istituzionalmente. In un articolo dal titolo Cittadino Zero è come una eco collettiva, ho intervistato il curatore di Cittadino Zero, un progetto di divulgazione realizzato con l'intelligenza artificiale. L'articolo ne racconta la genesi e gli obiettivi. I temi trattati spaziano dalla politica della società all'identità culturale. Il progetto ha raccolto già decine di migliaia di follower e il tono pacato e razionale è uno dei punti di forza. Le critiche riguardano l'uso dell'avatar e l'accusa di propaganda, ma il creatore rivendica la libertà di stimolare il dibattito e centrale è la sua difesa dei valori occidentali e cristiani. Infine, carissimo Semmi, nell'ultimo articolo che vi presentiamo oggi, Angelica La Rosa, in un testo intitolato Perché non creare due Palestine, propone una soluzione alternativa al conflitto israelo-palestinese, la creazione di 3 stati. Accanto a Israele, uno stato palestinese islamico e uno stato palestinese cristiano. L'autrice parla infatti del fallimento della formula dei 2 stati e ricorda che le comunità cristiane sono spesso descritte come possibile ponte tra le parti. Uno Stato cristiano potrebbe fungere da zona cuscinetto e laboratorio di convivenza tra Israele e una Palestina islamica. La proposta è certamente controcorrente, ma non è priva di logica. La stanchezza diplomatica, infatti, impone nuove idee e questa è una sicuramente. E anche Israele potrebbe trarne vantaggio in termini di sicurezza. E in questa divisione della Terra Santa in 3 stati, Palestina islamica, Palestina cristiana e Israele, la comunità internazionale avrebbe sicuramente un ruolo decisivo. Quindi invitiamo chi di dovere a riflettere anche su questa proposta. Per questa settimana, carissimo Semmi, è tutto. Arrivederci alla prossima settimana. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Naturalmente un girettino sul sito dell'Informazione Cattolica dovete farlo, perché trovate certe notizie raccontate in modo ben diverso da come ad esempio le racconta Avvenire. Grazie Matteo Orlando, intanto sono le 11:50, abbiamo ancora una manciata di minuti per parlare di eventi targati Lega, ma avremo anche una sorpresa tra poco. Intanto per chi ci segue da Macerata, questa sera c'è la cena di Natale della Lega Marche, ore 20, Macerata, Casa Filarmonica, via Ghino Valenti 120. Sarà presente il deputato della Lega, il grandissimo Andrea Crippa, e io naturalmente approfitto per salutare lui e i tantissimi simpatizzanti della Lega sparsi per l'Italia che hanno partecipato ad esempio alla panettonata della festa della Lega di Milano sabato scorso. Ragazzi, ho visto le foto, bellissima gente. Tra gli appuntamenti da non scordare, li trovate facilmente anche sul sito legaonline.it. Attenzione, perché il 20 di dicembre alle 11 in Piazza della Repubblica a Monfalcone, in provincia di Gorizia, Friuli Venezia Giulia, ci ritroviamo in piazza 2 anni dopo la manifestazione contro il sindaco Cisint. Ci sarà Matteo Salvini in collegamento alla presenza dei vertici regionali della Lega, il brindisi di un buon Santo Natale, ma soprattutto la meditazione su quello che sta succedendo a Monfalcone e non soltanto, quegli 8.000 musulmani in corteo contro l'allora sindaca Cisint che ha chiuso le moschee. Attenzione, perché Monfalcone è lo specchio di quello che sta avvenendo in molte zone d'Italia e purtroppo non va per niente bene. Appuntamenti da non scordare targati Lega. Cena di Natale della Lega Canavese Valli di Lanzo, venerdì 19 alle 20 presso l'osteria La Pergola
di via Chiesalunga 49 a Scarmagno. Tra gli invitati Alessandro Gigliovigna e naturalmente Riccardo Molinari. E c'è Vannacci il 19 di dicembre alla cena di Natale in Toscana alle 20, Grand Hotel Villa Capugi, via di Collegigliato 45, Pistoia. Tra gli appuntamenti da non scordare ce n'è anche uno che parla di animalismo. Qualcuno lo ha già visto, quello stand questa estate a Pontida, un bello stand che parlava con i nostri amici animali, dei nostri amici animali. Ebbene sì, la Lega ha aperto un dipartimento tutela degli animali e siamo piuttosto agguerriti un po' in tutta Italia. Siamo in Lombardia e siamo collegati con Deborah Piazza, segretaria di sezione della Lega a Barzanò, in provincia di Lecco, e anche consigliere comunale, ma è anche responsabile del Dipartimento Tutela Animali della Lega in Lombardia. Buongiorno Deborah Piazza, ciao! Buongiorno a te, ti ringrazio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Perché ti ho telefonato? Per darci aggiornamenti, per chi vive in Brianza e non soltanto, sulla vicenda della cagnolina Zara, una storia che parte da Ballabio nel Lecchese, ma che in molti hanno conosciuto attraverso i social. È una storia brutta, nel senso che capita spesso di avere un cane che viene trattato male dai proprietari o mantenuto in un posto dove non dovrebbe stare, ma la cosa più triste è che poi è scoppiata una polemica perché la Lega osa metterci dito, naso, osa cercare di dare una mano o cercare di fare squadra, in questo caso con associazioni animaliste, e questo non va assolutamente bene. La Lega non si deve assolutamente occupare di animali. Deborah Piazza, lascio parlare te 5 minuti fitti per raccontarci questa storia che speriamo abbia un lieto fine. Deborah. Ok, niente, a me viene appunto segnalata la storia di Zara e comunque comincio subito a muovermi sul territorio, contatto l'associazione Anima Libera che mi manda tutta la documentazione, il video che gira sui social, è chiaro, della cagnolina Zara che non vuole assolutamente tornare dal padrone. Fra l'altro si scopre oggi in giornata che il padrone stesso, che abita a Ballabio, dice una frase del genere: il cane non vuole tornare da me, il cane è mio e ci faccio quello che voglio io. Ecco, il problema è questo. Io non voglio generalizzare, ma solitamente le ATS e i veterinari ci creano molti problemi, fra cui appunto quello che è successo con la cagnolina Zara. In quanto è stata proprio l'ATS di Monza Brianza da una veterinaria comportamentalista a dire che non c'era nessun problema a restituire il cane, quindi il cane Zara è stato restituito a questa persona appunto di Ballabio, a cui erano già stati sequestrati gli animali. Sono già intervenuti, hanno trovato anche un asino morto. Non parliamo solo di Zara, parliamo anche di un altro cane, di cavalli, di asini, di animali che vivono in condizioni allucinanti. Allora, ecco, io premetto che non è la prima volta che, essendo della Lega, do fastidio, però vabbè, non importa, io sono appunto dell'idea che il bene animale a un certo punto deve essere, come dire, non deve andare con la politica, va bene, cioè nel senso, non ti piaccio perché sono della Lega, va bene, mettiamo da parte tutto, ma collaboriamo insieme per animali, per Zara, e purtroppo non è così per molte persone. Ecco, noi del Dipartimento Animali siamo persone diverse. Noi cerchiamo i fatti, noi facciamo i fatti, noi non veniamo pagati, non cerchiamo cuoricini, non cerchiamo stelline sui social,
non chiediamo un abbonamento a qualche canale Facebook per raccogliere soldi, ma è fatto tutto di tasca nostra. Giusto per aggiornarvi appunto sulla situazione di Zara, è stato appunto inoltrata in mattinata la denuncia da parte dell'avvocato del Dipartimento Animale da me, e quindi è stata inoltrata la denuncia, a differenza della denuncia che era già stata esposta con immediato sequestro degli animali. Io ho la fortuna di conoscere il sindaco di Bussola, con cui sono in contatto, e io spero che e so che interverranno sicuramente la polizia locale e i carabinieri, e spero di poter essere lì presente, e comunque mia intenzione è andare a vedere proprio con i miei occhi la situazione di Zara e degli animali. Certo, ho bisogno delle autorità per poter entrare. Ecco. Detto ciò, permettimi di ringraziare l'associazione Anima Libera, la mia grande squadra del Dipartimento Animale Lombardia, nonché il senatore Potenti, ci mancherebbe, Fabrizio Gherardi, Mirko Angelucci, Elena Franceschini, Nadia D'Agrada, sono tutte persone che mi hanno dato fiducia e che collaborano con me in modo davvero attivo sul territorio. Quello che probabilmente può dare fastidio è che la Lega è sempre stata il partito del territorio ed è sempre stata una grande squadra. Questo vuol dire collaborare, ed è bello sapere che tu puoi fare una telefonata a una persona che è referente di quel territorio. Io sono stata referente di Lecco, e che questa persona sappia fare e sappia intervenire col mio aiuto e l'aiuto del senatore Potenti. Non mi interessa parlare particolarmente di personaggi che hanno probabilmente loro da fare. Più che altro penso che sia un da fare molto poco pratico. A noi piacciono i fatti, e tutto qua. È minimo, è da sempre la Lega è per i fatti e per avere dei risultati, a volte difficili, certamente, però almeno dare delle risposte. Quello che dico sempre anche io ai colleghi e quelli importanti che fanno politica, l'importante è rispondere. Poi non sempre si ha la bacchetta magica che funziona, non sempre si riesce a portare avanti le istanze che si vorrebbe, ci sono troppi freni a mano nella burocrazia e troppo spesso anche in quelli che non vogliono fare squadra su un argomento come gli animali, che non dovrebbe essere né di destra né di sinistra. Io ringrazio veramente, prima di tutto, Manfredi Potenti, che lo sentiamo molto spesso anche sull'argomento animali e lo sappiamo attivo veramente in tutta Italia, ma Deborah Piazza ringrazio soprattutto il tuo personaggio, perché sei attiva, sei tosta, non ti arrendi e porti avanti un amore bellissimo che abbiamo tutti noi verso i nostri amici a quattro zampe. Quindi non posso che dire ai nostri ascoltatori, anche se lei non ricerca, a differenza di qualcuno, i cuoricini e i like, ma cercatela ugualmente, Deborah Piazza sui social, approfittate per conoscere il Dipartimento Tutela Animali della Lega. Ok Deborah, grazie davvero. Grazie a te. Posso aggiungere una cosa veloce? Sì. Allora, io penso che ci siano tanti tipi di amore a questo mondo. C'è l'amore per gli animali. Io penso che l'amore degli animali non abbia senso politico, ma oltre all'amore degli animali può esistere anche l'amore per la politica e per la propria nazione. E spesso le cose, se vanno insieme, vanno nel punto giusto, si ottengono tanti risultati. Grazie. Grazie Deborah Piazza, grazie ai nostri ascoltatori, alla prossima. Ciao Deborah. Ciao Sammy, grazie di tutto, un abbraccio. Avete ascoltato Potere al Popolo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.